È indecoroso la dichiarazione che ha fatto il Presidente del Consiglio dichiarando che l'Italia è più debole oggi nel negoziato europeo perché 3 governatori dicono di no. Io invece penso che l'Italia sia debolissima nel negoziato europeo perché ha dimostrato tutta l'incapacità nella gestione, ma soprattutto con le inchieste di mafia capitale e quello che ne sta venendo fuori nella gestione dei profughi, immagino che a Bruxelles non pesino poco. La questione profughi continua ad alimentare il dibattito politico anche a nord-est. Non condivide le parole del governatore veneto Luca Zaia Gianni Torrenti, assessore della giunta regionale vicina di casa, il Friuli Venezia Giulia. Non è dicendo in modo superficiale delle sciocchezze, ma cercando di lavorarci. Allora il Veneto e la Lombardia intervengono in modo così molto propagandistico rispetto a una grande complessità di un problema che esiste un problema mondiale, internazionale, di tragedie dovute a una situazione internazionale molto complessa. Per quanto riguarda noi, al di là che abbiamo una posizione ovviamente opposta, diciamo che questa situazione qua rischia di penalizzarci ancora, quindi essendo noi un luogo di arrivi, il fatto che alcune regioni si possano permettere anche solamente simbolicamente di opporsi significa un vero attacco a noi, alla nostra regione, che è una regione di arrivi che ha bisogno della loro solidarietà. Quindi su questo vorrei vedere anche le forze politiche che si riconoscono in queste dichiarazioni come pensano di risolvere questa contraddizione molto seria. Torrenti commenta ironicamente che la posizione leghista equivale al ragionamento: siccome il Friuli Venezia Giulia è regione di mare, balneare dunque, non vi deve assolutamente piovere. Settimanalmente da qui tutti quelli che arrivano dovranno andare in altre regioni e non è certamente con questo tipo di approccio che risolviamo nulla. Ricordiamo tra l'altro che gli immigrati in questa nazione sono 5 milioni, nella nostra stessa regione sono 108.000 e non possiamo sicuramente essere spaventati o messi in ginocchio da situazioni tragiche di qualche migliaio di persone. Quindi sinceramente ci sembra che sia il caso di voltare pagina e di guardare con attenzione, con molta severità e con decisione rispetto a risolvere questi problemi e non far finta che non esistono e accantonarli come se questo appunto potesse non far piovere mai più. L'emergenza profughi è questione che a cascata dalle regioni ricade sui comuni. L'analisi del candidato sindaco di Venezia Felice Casson. La posizione di Maroni per certi versi è assurda perché dice delle cose che non stanno neanche nelle norme e ricordo che quando era ministro dell'interno diceva esattamente il contrario, quindi bisognerebbe un po' chiarirsi e vedere che cosa realmente si vuol fare.